Buonasera, signor Litterio. Buonasera. Bentornato. Buonasera. Insieme, cioè a casa sua. Buonasera, buonasera. Guardi quanta bella gente che c'è e soprattutto grazie. Guardi da questa parte. Buonasera. Noi siamo soci dell'ANFI. Noi siamo soci dell'ANFI. Qui c'è il comandante della Guardia di Finanza. Che ha avuto l'onore di conoscere il predecessore, non... Sì, adesso le presento il nuovo. Conosciamo il nuovo. Tutti l'hanno conosciuto. Sì. No, e ora poi... Come sta? Bello è suo fulare, però c'è il duvirto, poi non chiede dalla Lega. Però c'è il giallo che... C'è il giallo che è predominante. Devo dire che sono molto belle le nuove divise, vi faccio i complimenti. Questo grigio più scuro è veramente molto bello. Complimenti anche al look, insomma, nuovo della Guardia di Finanza. Allora, che succede in paese? Che c'è? Signor La Rosa, ero sordo, signor La Rosa, ma ora ci vedo benissimo. E che c'entra? Scusi, no, allora, se lei deve dire le cose, deve dirle bene. Dire che se era sordo vuol dire che non ci sentiva prima e magari ora ci sente. Che c'entra? Ci vedo benissimo. Che ora... Quindi era cieco? Era cieco. Ci vedo benissimo. Ma che c'entra? Allora, se era sordo... No, è un modo di dire, va, finire i tempi che abbrataffelava, che io mi menavano per il naso mia, signor La Rosa. Invece ora non più. Ora non più, perché uno acquista esperienza, nella vita, cresce. Sì. Io sono uno camminante, che ora mi pigliai sta collera di mio compare Lollo, che purtroppo... Ecco, è vero, la volta scorsa lei ce lo annunciò questo problema, poi non abbiamo avuto il tempo di raccontarlo, lo vuole raccontare adesso? Ma una cosa ci... stanotte menzionai a lei. Oh, ma... Lei, quando va a letto, per favore, deve essere un po' più sereno. Ma io sogno serenissimo. Ma lei si concentri su altro. Io forse, senza che me ne rendo conto, nel momento prima che io quaglio, penso a lei. Però senza che lo faccia apposta. No, lo so. Io ho sognato a lei e a Tolomeo. Anche, va bene, quindi... Eravate due pappagallini. Erano due pappagallini. Già è gravissimo il fatto che lei sogni sempre me. Però il fatto che lei sogni me con le sembianze di un pappagallino... Pappagallini femmine. Lei... Va bene, vada avanti. Ma non solo. Ma poi due pappagalline che dicevano umane parole. Quindi eravamo anche volgari. Volgari. Sì. Infatti il suo padrone, ora non mi ricordo perché i sogni poi uno non è che se li ricorda bene. No. Il suo padrone o la sua padrona non ne poteva chiudere. Certo. Di questo fatto... Avere dei pappagalli che dicono parolacce, che sono volgari è brutto. Buttano da casa. No! Non ripeta ma mane parole. Non ripeta le cose che diciamo. Disperata o disperato il padrone dice ma come fare? Ci hittiamo, li ci diamo la libertà, immazziamoli, cioè non li possiamo tenere in casa. No, vabbè. E allora non so chi fu, ci disse, dice guardi che c'è un signore che ha un pappagallino da stessa razza che invece è educatissimo. Caprea sempre, non fa altro, con la litte si girava così. Padre Mario, ci sono anche i pappagallini religiosi, vuol dire che... Vuol dire che ci sono pappagallini che, anziché essere volgari, e non è giusto, invece... Le ali si metteva così, e adesso si metteva sotto le ali, tutto il giorno a pregare. Sono religiosi, tutto il giorno mi fa piacere, mi piace e questo allora pappagallino la religioso. sua padrona di pappagallina, lei, pappagallina, ma... Sì. Mussuto in gioco... Due pappagalline minigonna. Senta, Gli scarpe col tacco. Non ce le hanno le scarpe col tacco e neanche le minigonne, le pappagalline. Ci stai dicendo che voi ce l'avevate? Va bene, loro ce l'avevano. Pappagallina, Tolomeo, un po' più un bruciatezza, un po' più... Lei invece, più magra, donna Grissino che fa di moda. Va bene. Ma le parole tutto truccate. Io pigliavo un padrone e portavo questo signore che aveva sto pappagallino educatissimo. Va bene. Che? I sogni. Il pappagallino educatissimo era io. Giustamente, guarda caso. Ma io chissà perché me lo aspettavo. Quindi il pappagallino educatissimo era lei. Ero io. La pappagallina e per di più volgare ero io. E Tolomeo. Eravate in due. Perciò io, La Rosa, mi sono da così che lei pregava, certo. Entra la sua padrona, non mi ricordo, non lo so. Questi due pappagallini.
Ecco, dice, ora frequenti a questo pappagallino, frequentate a questo pappagallino e così diventate educate come io. Va bene. Dice, lo svegli questo pappagallino, dice, che cosa sta facendo questa così? Io gli sai a testa, signor La Rosa, tagliai a lei, a Tolomeo, pappagallino, gli sai l'occhio in cielo, dice, signore, ti ringrazio. Dopo 3 anni capreio, 2 buttanelli mi mandate. No! Era questa ma che dice? Ma la smetta.